Molti hanno accusato questo PAT di essere un PAT pavido, un PAT che non ha coraggio, un PAT che non fa le scelte che dovrebbe fare un PAT coraggioso. Io credo invece che questo PAT abbia un merito, che è appunto aver delineato con chiarezza alcune scelte, che poi siano condivisibili o meno è un altro discorso, però le scelte le ha fatte e le ha fatte con coraggio. La prima di queste, la più importante forse che abbiamo affermato, è la vocazione produttiva di Porto Marghera. Questo ha permesso di partire da un punto fermo che non è più incerto come era prima, e in questo contesto Porto Marghera si configura come un polo di sviluppo che non è in nessun modo antitetico rispetto a un altro polo di sviluppo che è il quadrante. Il quadrante perché rappresenta, se governato e se non subito, una prospettiva di sviluppo importante, perché lo sviluppo o lo si governa o lo subiamo, perché ostacolarlo ci riesce fino a un certo punto, e in questo caso preferisco governarlo piuttosto che subirlo. Ovviamente il quadrante ha dei risvolti dal punto di vista ambientale che andranno studiati bene, non è mia competenza in quanto non sono assolutamente né un urbanista né un ingegnere idraulico né un architetto, ma sono uno studente di legge e credo che però sia importante in quell'ottica di aprire Venezia agli orizzonti anche nei confronti dell'est del mondo, e quindi uno sviluppo anche di nuove imprese, di nuovi orizzonti di sviluppo imprenditoriale, aprire in quella zona vicino all'aeroporto appunto un polo di sviluppo importante. La TAV è un argomento che tocca questo tema, che abbiamo discusso in Consiglio Comunale. Anche qui si parlava di partecipazione, il Consiglio Comunale non ha avuto possibilità di esprimere pareri vincolanti né prescrittivi né dare il punto di vista con la speranza che venga accolto. Abbiamo avuto da Roma un faldone neanche in carta ma in CD di documentazione tecnica enorme, vastissima, un progetto sul quale il Comune ha fatto delle osservazioni ma che sappiamo benissimo quanto verranno tenute in considerazione, poco o niente. Credo che se debba essere fatta la TAV, e questo è una scelta che il Comune può incidere fino a un certo punto, penso che si incida con uno 0,% nelle scelte della TAV, se deve essere fatta deve passare assolutamente per l'aeroporto, perché l'aeroporto non può essere scollegato dalla TAV, deve essere, a mio avviso, ad essa collegato. La TAV, a mio avviso, anche non è in qualche modo in opposizione allo sviluppo dell'SFMR, che deve essere, a mio avviso, completato in tempi rapidi come priorità, e qua il Comune, per quanto di sua competenza, farà, ma sappiamo che la competenza principale rimane alla Regione. L'aeroporto deve essere collegato anche con la sottolagunare, e se sì, in che termini? Allora, il PAP parla di un collegamento veloce. Per l'UDC, ovviamente. Il PAP parla di un collegamento di mobilità veloce, non parla di sublagunare. Credo che sia prematuro da parte mia esprimere un giudizio sul sublagunare, anche perché non ho ancora ben capito in cosa consista. Ci sono un sacco di ipotesi, un sacco di progetti. Io non mi esprimo sulla sublagunare se interviene con un salotto che passa sotto la laguna. Io finché il partito finché non ha tutte le carte per poter valutare questa opportunità, non si esprime sulle ipotesi, si esprime però sull'esigenza forte di un collegamento che diversifichi l'accesso a Venezia, che non sia solamente l'asse Piazzale Roma, Tronchetto, Punta della Libertà, ma che appunto diversifichi lungo il versante ovest, lungo il Camparto. La città deve essere coinvolta con un parere definitivo? La città deve essere assolutamente coinvolta, come tutte le scelte importanti che devono coinvolgere. Deve essere un progetto che vede in prima persona economicamente coinvolto anche il pubblico o solo il privato? O viceversa. O viceversa. Io credo che la partecipazione del pubblico non sia un elemento eludibile, non possiamo appaltare solamente a privati un'opera così importante. Ci deve essere però una componente di capitale privato, perché il rischio di impresa non può calare solamente sul Comune di Venezia o sulla Regione o sulla... Ci deve essere, secondo me, un equilibrio nei capitali privati e pubblici, tenendo presente che però non possiamo appaltare in toto a Mantovano per esso, per fare un nome, tutta l'opera. Ci deve essere capitale privato, ma non possiamo delegare ad altri queste incombenze. Capitale di rischi. Sì. Standard pubblico, nei termini in cui si è discusso prima. Lo standard pubblico non nasce... Così come nel PAT è sufficiente a garantire un equilibrio tra i nuovi interventi di cubatura, visto che si sostiene
e non è a norma, cioè che la norma prevederebbe cubature maggiori rispetto a quelle previste. Ma le cubature qui sono presunte da dati e calcoli, non è che infatti indica in maniera chiara e forte su ogni tavola la cubatura. In questo caso gli standard devono essere, a mio avviso, misurati sulle prospettive di sviluppo della città. Non credo che il PAT non ne tenga in considerazione, credo che chi ha predisposto il PAT ne sia consapevole. Ovviamente lo standard pubblico richiede che vi siano degli interventi anche imprenditoriali, perché vi siano anche possibilità di metterlo, di farlo nascere e di farlo crescere. Non possiamo pretendere che sia solo il Comune di Venezia a predisporre tutto quello che può essere standard pubblico. Il centro storico Grandi Spazi non ne offre dal punto di vista di nuovi interventi di standard pubblico. Ovviamente si convertono tutti gli spazi che ci sono ad alberghi piuttosto che io sono per puntare sulla residenza e penso che l'area Umberto I del gas debbano essere progetti da perseguire con intensità e con interesse, e per questo insomma credo che grandi alberghi non siano le priorità dell'amministrazione, grazie. Lido con quello che ci sta dietro e quindi logica commissariale. Io qui parlo con la coscienza pulita. Io sono indignato quanto voi dal fatto che sono giovane, 23 anni, e sono indignato quanto voi dal fatto che arrivi da Roma un commissario per gestire una partita a livello urbanistico al Lido di Venezia. Non è una scelta che il Comune ha voluto, o perlomeno questa amministrazione si è trovata sul piatto e c'era di governarla al meglio. Io parlo con questa amministrazione perché l'UDC è in giunta da questa amministrazione e non intendo fare processi né tantomeno pagare per giunta precedente. Abbiamo cercato di gestirla con tutto il massimo equilibrio. Non ci piace, non ci è mai piaciuto il fatto che un commissario venga a casa nostra, nel Comune di Venezia, a imporre scelte non partecipate, e quindi mi trovate in piena condivisione con tutti coloro che credono che la procedura commissariale debba essere in ogni ambito possibile evitata, soprattutto in materia urbanistica che è così delicata e così vicina alle scelte. Prendendo ormai atto delle scelte che sono già state fatte e in merito alla Darsena. Il PAT non recepisce la Darsena. Io non sono contrario alle Darsene, perché credo che una città come Venezia debba avere la possibilità di affacci all'acqua e anche di interazione con la nautica. In questo caso la Darsena del Lido non rientra, forse non deve neanche essere recepita nel PAT, però non rientra nel PAT, e di conseguenza valuteremo la procedura Darsena in separata sede appena avrò le carte per valutare e ne parleremo in comune in commissione. Grazie mille. Grazie a voi.